Assessore, punto critico è la tangenziale. Sì, punto critico, però io ne approfitto per fare il solito appello a Veneto Strade. Veneto Strade si occupa di tutto l'anello delle tangenziali tranne il tratto sud-est, che ancora non ha voluto prendersi in carico, spetta a loro la manutenzione di questo tratto. Non lo fanno e quindi ogni anno dobbiamo togliere dei soldi a bilancio che potrebbero servire per la sistemazione delle strade della città, quelle sì che competono il comune, avrebbero bisogno di tutte le risorse disponibili, invece dobbiamo metterli nelle tangenziali perché appunto Veneto Strade non formalizza la presa in carico di questo tratto, che è il tratto che va da est a sud, da Corso Argentina e poi prosegue più avanti. È una situazione che ci mette in difficoltà gli utenti. Facciamo quello che possiamo con le risorse del comune, ma altri sono gli enti che dovrebbero occuparsene. Il consigliere regionale Ruzzante ha fatto anche una interrogazione all'assessore Chisso in questo senso. Mi auguro che la regione aiuti la città di Padova in questa attività, che lo ripeto è un'attività per la sicurezza delle strade.